Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Catania, senza luce e acqua, abbiamo raccolto la rabbia di centinaia di abitanti del quartiere Monte Po, ancora preda dei disservizi. Siamo costretti, hanno detto, a vivere come profughi. Il sindaco di Catania a Sicilia 24 Focus. Enel ha promesso imminente ripristino, dal governo si preparano misure di aiuto, si pensa allo slittamento degli oneri tributari. Sono circoscritti e sotto controllo i roghi a Palermo, dalla regione fondi straordinari per spegnere le fiamme che covano nella discarica di Bellolampo. L'arcivescovo di Palermo Lorefice, duro sull'emergenza incendi, è colpa della politica. Sarebbero dolosi 6 incendi su 10, piromani spesso legati alla criminalità locale per fini speculativi. Secondo Coldiretti si calcolano in 200 milioni di euro i danni all'agricoltura. Le emergenze in Sicilia spaventano i turisti, gli albergatori registrano il 40% di rinunce. Calcio, il Palermo in ritiro a Pinzolo, soddisfatto il presidente Mirri, stiamo lavorando bene. Ancora ben trovati da Sicilia 24, in questi giorni vi abbiamo raccontato i disagi di Catania, di una intera città spesso alle prese con blackout, mancanza di acqua. La collega Emanuela Corsi ha raccolto le dichiarazioni degli abitanti del quartiere di Monte Po, il servizio. Siamo senza acqua. Naturalmente niente acqua va da bere, a parte questo tutto, per lavarci, per tenere le cose un po' fresche, siamo esattamente stile profughi. Profughi è il termine utilizzato da questa residente di via P3 nel quartiere catanese di Monte Po, dove centinaia di persone da domenica scorsa vivono senza luce. Qualcuno per alcune ore è rimasto anche senza acqua. Abbiamo telefonato all'Enel e non hanno detto ora gliela mandiamo, ma niente. Io sono andata a prendere le bottigliette alla fontanella per farmi la doccia. Le temperature torride dei giorni scorsi hanno reso tutto più complicato. Questa è la prima notte che siamo riusciti a riposare, ci dicono. Oggi ci sono state temperature stanotte un po' migliori, ma sappiamo che abbiamo avuto 50 gradi, 2 bambini, a terra, non dormire. Sono tanti gli anziani che vivono in questo quartiere. Molti sono al quarto piano di questi palazzi. Senza citofoni né campanelli si teme per la loro salute. Non funziona la luce. Possibilmente saranno anche morti a casa qualcuno. E nessuno sa niente, nessuno che si è degnato di informarsi di queste povere persone. Tanti anziani non vogliono lasciare le proprie abitazioni. Questa signora viene tutti i giorni da Acicatena per assistere la madre. Vengo tutti i giorni qui da mia mamma che ha 80 anni perché sono preoccupata, perché ha da domenica che è senza luce, giustamente non c'ha niente, né frigo completamente perché non si può tenere niente. A nulla valgono le segnalazioni all'Enel, nessuno dà risposte e interviene. La disperazione è tanta. E ancora oggi, chiamando l'Enel, chiamando qualcuno, dice che non risulta neanche che c'è un guasto. È un quartiere purtroppo questo dimenticato. La situazione è gravissima. Guardi, io a questo punto devo solamente pensare che ci vogliono fare morire. E dunque i cittadini da una parte che chiedono risposte immediate, dall'altra i gestori di luce e acqua che non riescono a garantire i servizi. Nelle chat che vi mostriamo in anteprima c'è anche tutto il disagio dei primi cittadini. Luca Ciliberti. Quelli che vi stiamo mostrando sono alcuni contenuti di una chat riservata di WhatsApp della quale fanno parte i sindaci dei comuni catanesi interessati dall'emergenza blackout, acqua e luce. Nella stessa chat sono inseriti anche i responsabili dei gestori idrici e i tecnici dell'Enel, la prefettura e i responsabili della protezione civile. Nelle intenzioni la chat avrebbe dovuto snellire le comunicazioni tra tutti i soggetti interessati per velocizzare gli interventi su ogni singola criticità sul territorio. Di fatto la chat si è trasformata in pochissimo tempo in uno sfogatoio dove i sindaci vengono rimbalzati dal gestore dell'energia, ma i ritardi negli interventi costringono i comuni a fronteggiare un'emergenza che gli sfugge di mano. Ho 2 quartieri con distacco da oltre 60 ore, stanno venendo al comune a protestare, scrive il sindaco Corsaro di Mister Bianco. È impensabile lasciare la gente senza corrente elettrica. Noi per questo abbiamo denunciato la distribuzione, ma non è finita qui. Quando passerà il momento della crisi, noi assolutamente pretendiamo che sia il governo che la governance di distribuzione insieme ai comuni decida e presto il miglioramento delle infrastrutture elettriche. Ho
mezza città senza energia elettrica, commenta ancora uno dei sindaci. Le persone si aggrappano ai sindaci, a tutti noi, per sapere cosa sta succedendo e cosa si prevede per il ripristino. Non siamo stati in grado di dare nessuna informazione. Chiaro che la popolazione sta vivendo momenti di esasperazione, per noi sindaci non è facile continuare a prestare assistenza ai nostri concittadini, per cui l'appello che noi rivolgiamo è quello di cercare di, nel più breve tempo possibile, ripristinare queste forniture, perché davvero viviamo momenti critici ed emergenziali. I cittadini sono esasperati, si rivolgono al sindaco, ma anche noi siamo esasperati. All'interno di una chat che coinvolge tutti i sindaci della provincia di Catania lanciamo gridi d'allarme, ma è una situazione davvero difficile. Però ci siamo e proviamo a fare la nostra parte. Una situazione decisamente sfuggita di mano che in alcuni casi ha portato i sindaci ad avviare azioni legali contro l'Enel. La preoccupazione di tutti però riguarda il futuro. Se i gestori non adegueranno gli impianti idrici, al primo distacco i comuni saranno nuovamente senza acqua. E proprio ieri a Sicilia 24 focus su Telecolor, il sindaco di Catania Trantino ha affrontato il grave problema dell'emergenza di cui appunto vi abbiamo appena parlato, partendo proprio dalle cause del blackout. Vediamo. Per quanto riguarda l'Enel, le cause stanno emergendo. Erano cause che già facevano parte di un preciso protocollo operativo dell'Enel che individuava nel possibile scioglimento dei giunti per effetto dell'aumento delle temperature la causa di questi disservizi che oggi stiamo constatando. Ci saremmo attesi, proprio in ragione della conoscenza del fenomeno, che intervenissero con più tempestività. Adesso i disservizi riguardano 3-4 mila cittadini rispetto ai 30 mila che abbiamo toccato di picco, ma io penso e mi metto nella pelle di ciascuno di questi 3-4 mila ed è una condizione intollerabile. La situazione si dovrebbe risolvere. Guardi, io non voglio essere ottimista, ma avevano detto all'1:30, mi hanno detto è possibile entro 3 ore. Però non è neanche corretto che la gente viva con questo punto interrogativo sulle spalle. Da un lato è vero che c'è un indennizzo automatico a chi abbia subito il distacco dell'energia per più di 8 ore, ma dall'altro è vero che non ci si può accontentare del solo indennizzo. Nel momento in cui dovessero maturare ipotesi di responsabilità, è chiaro che a questo punto il tipo di riflessione giuridica cambia. Io ho parlato col vice ministro Reo qualche minuto prima di arrivare in trasmissione, il vice ministro delle finanze, che mi ha detto che certamente slitteranno gli obblighi giuridici e quindi tributari che scadono il 31 luglio. Per la Sicilia ci sarà un mese di proroga probabilmente, dopodiché si aspetta che il governo si pronunci sullo stato di emergenza. Intanto proprio ieri E-Distribuzione ha comunicato di aver rafforzato la propria task force nell'area di Catania grazie all'arrivo di nuove 150 risorse, portando a un totale di 600 tecnici che stanno operando ininterrottamente sul territorio per ripristinare il servizio. Dato il calo delle temperature, si prevede infatti la progressiva rialimentazione della quasi totalità delle utenze. Noi cambiamo pagina, un altro problema, un'altra emergenza di questi giorni sono certamente gli incendi, fondi straordinari per spegnere le fiamme, intanto quelle che covano sotto i rifiuti nella quarta vasca della discarica di Bellolampo a Palermo sono stati stanziati dalla Regione. Gli incendi sono comunque ormai decisamente tutti circoscritti, ma sentiamo il dettaglio nel servizio di Manlio Viola. 1 milione di euro dalla Regione per l'emergenza incendio a Bellolampo è la risposta alla richiesta di aiuto lanciata dal sindaco Roberto Lagalla. Nella discarica le fiamme sono spente ma continuano a covare sotto i rifiuti nella parte bassa della quarta vasca. Questo impedisce l'accesso anche alla terza vasca e dunque lo smaltimento dei rifiuti. La raccolta non si è mai fermata, ma mentre la differenziata viene conferita regolarmente, la parte indifferenziata non può essere smaltita. Si cerca di soffocare il fuoco con grandi quantità di terra che viene gettata sopra i cumuli abbancati, operazioni lunghe e costose, da qui la risposta del presidente Schifani alla richiesta d'aiuto del sindaco Lagalla. Intanto scemano gli altri incendi, circoscritto quello di Altavilla, ripristinata la viabilità in zona Borgetto Partinico Monreale, in via di soluzione anche gli incendi attivi di questa mattina nel Messinese. In visita alla chiesa di Santa Maria di Gesù, colpita da uno degli incendi, invece l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha lanciato il suo grido di dolore a nome della comunità ecclesiastica. Quello che è accaduto
in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni, è colpa della politica, ha detto. La chiesa è stata semidistrutta dalle fiamme, andate perse opere d'arte e reliquie come il corpo di San Benedetto il Moro, copatrono di Palermo insieme a Santa Rosalia. Il caldo ha un po' mollato la presa, ma non arretrano invece i disagi aeroportuali. A Palermo nuova aria condizionata disponibile solo dal 15 agosto, mentre dal 1 di agosto, per limitare il caos, sarà vietato l'ingresso nell'area gate dell'aerostazione fino a 2 ore prima del volo. E il presidente della regione Renato Schifani, così come aveva fatto prima di lui l'assessore al turismo Elvira Mata, lancia adesso un appello ai turisti. Venite in Sicilia, dice, l'emergenza è superata. E sarebbero dolosi 6 incendi su 10. Secondo la Coldiretti si calcolano in 200 milioni di euro i danni arrecati all'agricoltura. Orazio Longo. Sarebbero dolosi ben 6 incendi su 10 e ci vorranno 10.000 euro all'ettaro fra spese immediate e di lungo termine per la ricostruzione. 15 anni il tempo previsto per ripristinare ciò che è andato bruciato. A dirlo è la Coldiretti, che rimarca le stime della Protezione Civile siciliana, secondo cui sono oltre 60 milioni i danni causati in 2 giorni dai roghi. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Insomma, un danno enorme che è ancora solo provvisorio. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza. Secondo il report del Corpo Forestale sono stati quasi 350 i roghi in Sicilia in 48 ore. Ma qual è l'identikit del piromane? Secondo gli esperti e dall'analisi delle persone già denunciate dal Corpo Forestale si passa dal pazzo al criminale. C'è chi appicca il fuoco per sadico, divertimento o per ripicca, chi per cosciente scelta economica o di malavita. Metti la truffa a un'assicurazione che poi dovrà pagare i danni. Per il ministro Musumeci non è una novità che in molte regioni gli incendi sono determinati dalla criminalità locale, spesso per fini speculativi. Ma c'è anche chi semplicemente per incuria non provvede allo sfalcio dei prati, lasciando l'erba alta pericolosamente infiammabile, o chi per leggerezza lancia una sigaretta accesa che trova terreno fertile per provocare un incendio. C'è chi poi, dando fuoco a terreni per ripulirli, non riesce a governare il rogo. Le temperature oltre i 40 gradi, il vento e l'assenza di precipitazioni fanno il resto. Indagano magistratura e forze dell'ordine. Intanto il governo, che con la premier Meloni ha ribadito la necessità di organizzare un piano di prevenzione che non sia però nella logica degli interventi frammentati, ha chiesto all'Europa un potenziamento della flotta europea dei Canadair. 2 giorni di preghiera e di ringraziamento si terranno ad Aci San Filippo, popolosa frazione di Aci Catena. Siamo nel Catanese, sabato 29, domenica 30 luglio. Infatti la comunità renderà omaggio al patrono San Filippo d'Agira per lo scampato pericolo del furioso incendio che ha coinvolto il paese. Il venerato simulacro di San Filippo sarà posto sull'altare venerato dai fedeli. L'iniziativa del parroco Roberto Strano, che ha detto il santo patrono ha ancora una volta protetto il suo amato paese. Noi ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, tra disdette e vari disagi, la stagione turistica in Sicilia certamente vive un momento molto molto difficile. L'allarme degli albergatori, il picco, pensate, delle disdette riguarda proprio la perla taormina. L'appello dell'assessore regionale Amata, turisti, noi comunque vi aspettiamo. Giusy Lazzara. Turismo è una risorsa per la Sicilia che sta vivendo la crisi nera delle disdette e rinunce dei vacanzieri. Sono 35 milioni i turisti che hanno deciso di partire quest'anno e il 90% ha scelto di restare in Italia. La Sicilia, in ripresa con presenze record negli ultimi mesi, adesso rischia di trovarsi indietro. In queste ore le agenzie di viaggio riprogrammano gli itinerari dei turisti allarmati per la situazione di aeroporti e disagi dovuti al caldo record. Intanto gli albergatori di tutta la Sicilia lanciano l'allarme. Siamo tra il 35 e il 40% di disdette sugli incoming da qui alle prossime 2 settimane. C'è una piccola parte di questi che ovviamente prolunga il soggiorno perché non ha delle informazioni chiare sui voli di rientro o sul metodo o sul vettore che utilizzeranno per rientrare sostanzialmente nelle loro case. A Taormina, una delle mete più richieste, la situazione è ancora più pesante. Siamo ad agosto, in poche parole, noi viviamo di turismo e avere un 50% di cancellazioni
a ridosso della settimana di Ferragosto, ne lascio immaginare quanto è drammatica la riprogrammazione. Si corre ai ripari e si cerca di tamponare le perdite. Il Ministero del Turismo ha proposto al Consiglio dei Ministri uno stanziamento da 10 milioni di euro per risarcire i turisti a partire dal giorno dell'incendio dell'aeroporto di Catania. Arriva anche l'appello dell'assessore regionale del turismo Elvira Amata. La Sicilia è ferita, ma adesso l'emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza. A Fontanarossa in arrivo 2 consulenti della Procura con il compito di ricostruire l'origine del rogo che dal 16 luglio scorso ha paralizzato lo scalo e per verificare anche possibili ritardi o omissioni nell'ambito dell'indagine. Sul tavolo dei magistrati è arrivata la prima relazione dei vigili, lo ricordiamo, i vigili del fuoco, secondo cui le fiamme sarebbero partite dal cavo di una stampante utilizzata nel box delle agenzie di autonoleggio. I periti dovranno verificare anche se la procedura di emergenza è stata rispettata, come ha più volte ribadito l'amministratore della SAC Nico Torrisi. L'Etna sta offrendo in questi giorni uno spettacolo affascinante con i suoi magici anelli di fumo. Eccoli qua, li vedete, sono cerchi quasi perfetti che fuoriescono dal cratere centrale che stanno incantando turisti appassionati, suscitando grande curiosità per la loro forma precisa. Gli anelli sono originati dal nuovo cratere formatosi all'interno del cratere sommitale Boccanuova. Foto e video del fenomeno sono diventati anche virali sul web. Ci fermiamo ancora, una pausa e poi ci occupiamo del Palermo che è in ritiro. Tornati in studio, il Palermo è in ritiro a Pinzolo, i rosanero sono alla fase 2 della preparazione, soddisfazione è stata espressa dal presidente Mirri. Sentiamo Marco Gullà. Il Palermo torna a faticare in ritiro per la seconda fase di preparazione. Questa mattina a Pinzolo seduta tattica per la formazione rosanero che ha lavorato in 2 gruppi separati. Eugenio Corini lavorerà principalmente sulla parte tecnica, spingendo sul 4-3-3, modulo prediletto dal tecnico rosanero. In ritiro blitz anche del presidente Mirri. Ci sono delle condizioni eccellenti per lavorare, sia a Ronzone che qui. Quindi da questo punto di vista i ragazzi stanno bene, mi sembra, ho parlato con loro, con Eugenio, quindi mi sembra tutto bene, soprattutto si inizia un percorso che tra qualche tempo ci porterà pure a Torretta a proseguirlo, quindi con delle condizioni eccellenti per lavorare in continuità, che è sempre stato una difficoltà e un limite, quindi bene, mi sembra tutto molto bene. Dario Mirri non parla di mercato, ma il club si sta muovendo per rinforzare ulteriormente la rosa. Il DS Rinaudo aspetterebbe ormai solo il via libera per Gianluca Di Chiara e Rigoberto Rivas della Regina. Le trattative sono avviate da tempo e potrebbero essere definite nei prossimi giorni. Continua invece la sfida a 2 col Catanzaro per il talentino del Sassuolo Luca D'Andrea. Tra qualche giorno si capirà meglio la situazione e chi ha una posizione di vantaggio. Intanto i rosa avrebbero sondato il terreno. D'Andrea non inciderebbe sugli slot, essendo un classe 2004. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo il prossimo appuntamento con il telegiornale su Telecolor alle 14.